Siamo arrivati alla 34esima edizione del Piratino d'Oro, quest'anno Piratino d'Oro 2024. Questa sera gareggeranno 12 bambini, abbiamo due sessioni, la sessione junior e la sessione professional, all'interno della quale gareggeranno appunto questi bambini che vanno dai 4 ai 14 anni. I bambini si sono presentati spontaneamente e noi abbiamo scelto quelli che ci sono piaciuti di più. Arrivano da tutta Italia, quest'anno abbiamo anche un bambino di Bari, dei bambini da Pesaro, da Padova, ovviamente dalla provincia di Mantova, e avremo come ospite eccezionale Lorenzo Zambolin, che è stato lanciato l'anno scorso dal Piratino d'Oro a Io Canto Generation. Prendi con te le sigarette, poi correndo esci. Non lo vedi che senza volerlo già sei come gli altri. Perché non lo vedi che la vita ti osserva e ruba i tuoi 20 anni. E anche a me che sono fatto di te. L'esperienza Io Canto è stata bellissima, soprattutto perché mi ha lasciato molto e mi hanno insegnato i coach e gli insegnanti lì presenti, e mi hanno insegnato molte cose e soprattutto non della TV, anche della normalità, e soprattutto mi hanno fatto mi hanno fatto alzare di livello, diciamo. E li ringrazio soprattutto per questo. Ringrazio anche e soprattutto sempre la Jenny Galdolfi, la mia maestra Susanna Zanellato e la Isabella Abiusio, che mi hanno aiutato, e poi ringrazio soprattutto mia mamma perché mi ha portato da Padova a Milano tutte le settimane, perciò la ringrazio. Questo concorso canoro è nato almeno 35 anni fa come proseguimento di un grest estivo parrocchiale. Praticamente giocavamo a cantare allo Zecchino d'Oro e da questa cosa è nato, diciamo, questo concorso che teneva uniti i bambini nei caldi pomeriggi estivi governolesi, e alla fine abbiamo deciso di esibirci. Allora non c'era una giuria importante come abbiamo adesso, ma erano semplicemente degli amici più grandi che con delle palettine votavano gli amici più piccoli. E così siamo arrivati al Piratino. Adesso, grazie a Jenny, ha preso un'impronta molto più importante e molto più professionale. No, non posso toglierti dalla testa ormai. Un fiore bello finché poi non diventa buche, per una rosa non ci resi anche la usce. I bambini interpreteranno delle cover che hanno preparato appositamente per la serata. La giuria è composta da una serie di esperti che abbiamo selezionato, tra cui, diciamo, gli elementi più importanti, che sono il presidente di giuria Raffaele Montanari, che è il titolare dell'etichetta discografica PMS Studio di Ravenna, della quale faccio parte, perché come sappiamo io sono il direttore artistico del Piratino d'Oro 2024, ma sono anche cantautrice, sono autrice, sono musicoterapeuta e insegnante di canto moderno. Per quanto riguarda i premi, avremo delle coppe che verranno date sia alla sessione professional che alla sessione junior, ma in particolar modo i bambini che vinceranno nella categoria professional avranno la possibilità di incidere 2 brani presso l'etichetta discografica PMS Studio di Ravenna. Presenta la serata Elide Pizzi Prandi, la nostra conosciutissima conduttrice mantovana, e Giovanni Bernardi, il noto attore mantovano. Me l'aspettavo, insomma, pensavo che non lo vincessi alla fine, ma invece
l'ho vinto perché è una canzone da canticchiare, sai, pensavo che vincesse qualcun altro, invece ho vinto io, grazie, mi sento emozionata. Bravo Mirko, veramente. Non me l'aspettavo, anche perché avevo un po' di tosse io, meno male che non mi è venuta durante che cantavo. Se devo essere sincero, avevo sbagliato una parte, però sono andato avanti, ho continuato, quindi grazie. When you're strange,